Non posso darle le mie impressioni perché lei sa che essendo comunque ancora un detenuto a tutti gli effetti non posso lasciare nessuna dichiarazione. Immaginavo. Purtroppo. Immaginavo. Vorrei dirle tante cose, mi creda, ma purtroppo non posso. Devo tenermi la bocca cucita. Nel processo contro Elson Dreca, il malvivente che nel luglio 2013 tentò di rubare l'auto dal garage della casa del macellaio Walter Onichini, il giudice ha sentenziato il non doversi procedere. È la legge. Il motivo, secondo la legge Cartabia, è la mancata conoscenza dell'imputato dell'esistenza di un processo pendente a suo carico. Dreca infatti avrebbe dovuto comparire davanti al giudice lo scorso 8 marzo, convocato per l'ennesima volta, ma di lui da anni si sono perse le tracce. L'accusa è falsa testimonianza per non aver fatto i nomi dei complici durante il colpo a casa di Onichini. La sentenza prevede un avvertimento sempre contenuto nella legge. Se l'imputato venisse rintracciato dalle forze dell'ordine entro il 17 gennaio 2026, dovrà comparire davanti al giudice per essere processato.